Siamo venuti per avere risposte, abbiamo cercato di muovere il mondo, però molto spesso le risposte sono state copia e incolla, cioè ci stiamo muovendo, sapete l'emergenza qual è, però effettivamente dopo quasi 80 giorni di chiusura diventa difficile. Difficile far quadrare i conti, ancora più difficile fornire un servizio a tutti quei bambini costretti a casa dalla quarantena e che adesso, con la fase 2, hanno visto i loro genitori rientrare al lavoro. Da qui il nuovo grido d'allarme lanciato da molte scuole materne del Veneto che si sono date appuntamento all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. È bastato un tam tam sui social per trovarsi in decine. Un movimento spontaneo nato da necessità impellenti. Noi abbiamo costi che sono maturati in tutto questo periodo, di conseguenza non sapremo proprio come faremo a ripartire. Più i dipendenti, ok, cassa integrazione, però c'è stata un'integrazione e gli stipendi. Le tasse li abbiamo comunque pagate in questi 80 giorni e gli affitti li abbiamo pagati. Anzi, io non ancora perché chiaramente, però la situazione è veramente tragica. La situazione è davvero difficile, diciamo che questo gesto per noi è un gesto di speranza, che qualcuno ci ascolti, perché non riusciamo più a capire se riusciremo ad aprire le nostre strutture. Insomma, più passano i giorni, più i costi aumentano, minori sono le probabilità di ritornare ad aprire quando ci sarà l'ok di scienza e governo. Ma il futuro comunque è nero perché il rapporto metri quadrati per bambino è destinato a cambiare. La questione non è solo logistica, ma di sostenibilità economica. Vale a dire 1 a 3 per il nido e 1 a 5 per le scuole dell'infanzia. Normalmente la legge prevede 1 a 28 per le scuole dell'infanzia, quindi 1 a 5 sicuramente il sistema collassa, così un po' anche come al nido. Sicuramente più importante è la differenza, quella della scuola dell'infanzia. Dopo l'incontro con l'assessore Lanzarin, le parole di Zaia, il sostegno della regione è pieno, ma anche qui si dipende dalle determinazioni del governo. Penso che un po' siano state dimenticate queste realtà. E di certo non da noi, però siamo qua, siamo a disposizione, cerchiamo di tenere un canale aperto.